mio padre, Ivaldo, era un carabiniere con mia mamma, sarda, come anche lei, di un paese, si chiama Cabras, vicino a Oristano. Siccome lui era carabiniere, si era trasferito nella stazione dei carabinieri di Livorno. Sai dov'è Livorno? In Toscana. È una bella città. E io sono nato lì. E ho fatto le scuole elementari, ho fatto le scuole medie a Livorno, e quando soprattutto erano le medie si chiamavano le medie Carlo Goldoni, non trovavo mai la Sardegna, perché io ero sardo, mi sentivo sardo. A un certo momento dico alla mia professoressa di allora, ma perché non c'è mai la Sardegna? E lei mi ha detto, Casula, invece che Casula, già sbagliava il cognome. Casula, hai ragione, domani ti porto una poesia sarda. E l'indomani arriva e mi porta una poesia sarda da leggere a tutta la classe come voi, tutti toscani, livornesi. Sapete cos'era? I tre banditi sardi, una poesia di Sebastiano Sarda, dove parlava che in Sardegna c'erano banditi. Voi puoi immaginare quanto mi sono arrabbiato io, ma come? Di tutta la Sardegna si fa l'idea che c'è solo banditi. Però questa è un'idea che ha il 90% dei continentali, che noi non abbiamo storia, abbiamo solamente banditi, tant'è vero che siamo tanti stupidi, diciamo che abbiamo un'Eleonora d'Arborea giudicessa, come se fosse una che giudica i banditi, cioè una del tribunale e non una regina. Arrivo in Sardegna perché dopo la guerra mio padre è morto sotto i bombardamenti e mia madre e mio fratellino prendiamo una nave, non le navi dico, era una nave da guerra, e ci portano in Sardegna. E qui ho cominciato a studiare in Sardegna, a Oristano. Già studiando a Oristano andavo, c'è una statua per andare a scuola e mi dicevano, chi è questa qua? Ah, non si può dire, non si può dire. Come non si può dire? Qualcuno mi ha detto, è Eleonora d'Arborea. Oh, chi è? Però cominciamo a pensare, allora c'è qualcuno in Sardegna che non sia bandito. C'è Eleonora d'Arborea. Faccio le scuole medie, il liceo, entro all'università e sento per la prima volta parlare di personaggi della storia sarda. Il mio professore qualche cosa lo sapeva, non molto, insomma, per dirla breve, ho capito che in Sardegna c'era storia. Per me era una scoperta. Siccome sono sempre stato curioso, mi sono messo a studiare la storia sarda, che scopro che la storia sarda è la storia più importante di tutta l'Italia. Cioè, perché non si sa? Perché i continentali, che sono 60 milioni, non la vogliono imparare la nostra storia e ci impongono a noi, sardi, la loro storia. A scuola cosa studiate? Avete studiato Romolo e Remo? Roma, Giulio Cesare, i papi, gli imperatori. È vero? L'avete fatto? Quella storia del continente che ce la rifletterà a noi come se fosse roba nostra. Invece noi abbiamo una storia bellissima che è più importante di quella del continente. Lo sapete? Perché? Adesso ve lo dico. Facciamo un po' la lezione dell'altra volta. È importante quello che vi dico, Voi avete, non so se avete già la carta d'identità. Avete la carta? No, sì, non ha importanza. Avete